Una firma autorevole per la prima volta a Matera. Che cosa può aver aggiunto questa città alla creatività della sua azienda? Intanto la passione con la quale lei mi rivolge questa domanda mi emoziona. Matera ci ha commossi, ringraziamo la città, ringraziamo l'organizzazione per questo premio ricevuto. Siamo felici perché con questa ispirazione agli anni venti, al cinema muto degli anni venti, lanciamo stasera proprio a Matera il messaggio di una moda che non urla, ma in silenzio esalta la qualità italiana, le fibre nobili, il lino, il cashmere, la seta, tramate artigianalmente con disegni nostri della tradizione e rivisitati dalla tradizione, in un posto che ci ha chiamati fortemente proprio perché è capitale della cultura e Maison Celestino porta avanti principalmente quella che è la base del nostro, quello che è la base del nostro pensiero è proprio d'ordine culturale. Grazie. E quanto è difficile inserire questo lavoro, che è un lavoro di maestria, di capacità sartoriale, di artigianato, di qualità dei prodotti, in un panorama un po' afflitto, diciamo così, dal fast fashion, dai nuovi materiali, dalle tendenze a tutti i costi, come dire, di ultima tendenza, cioè quella che poco pensa al fatto a mano. Noi, ecco, siccome sono tessuti artigianali, numericamente sono pochi, quindi ancora abbiamo un'Italia che pensa bene, un'Italia colta, che cerca ed è alla ricerca di tessuti nobili e pregiati, quindi è un messaggio anche ricco di speranza e di grande ottimismo, perché conosciamo quella che è la cultura italiana, che benché sia in crisi in questo momento, ha però un forte grido verso il ritorno alla qualità.